le do via. Vacanza ferragostana senegalese per il maestro Mariano Rigillo. Sì. Sì, un po' come tutti gli anni, come qualcuno sa e sempre dico, io sono legato al Senigallia per più motivi, anche motivi di carattere diciamo sentimentale, anche se dire questo termine alla mia età può sembrare un po' incomodo, ad ogni modo è così. E niente, purtroppo invece quest'anno la vacanza è un po' breve perché siamo in giro con la compagnia a fare il bulgaro benefico di Goldoni che ha un bel successo, appunto veniamo da Gubbio, abbiamo recitato venerdì a Gubbio e andiamo domani giù a pescare e poi nelle Calabrie e nello stesso tempo facciamo il Don Chisciotte di Cervantes, uno spettacolo su Don Chisciotte che ha un bellissimo successo, abbiamo fatto nei siti archeologici della Calabria con Magna Grecia Festival e ha avuto un'accoglienza trionfale, uno spettacolo veramente di grosso calibro con la colonna sonora di Nicola Piovani, ballerini, musicisti dal vivo e mi piacerebbe tanto farlo ad esempio anche qui a Senigallia nella piazza del Foro Annonario, sarebbe una grandissima festa per la popolazione, mi piacerebbe farlo, chissà che non ci si riesca e niente questo. E oltre che sui palchi dei teatri più famosi d'Italia la vedremo anche di nuovo al cinema o in televisione? Marco, per quanto riguarda il cinema e la televisione, lei sa, io ho fatto Capri, no? Che ha avuto un bellissimo esito, una bellissima accoglienza e che è un po' in stand-by, aspettano per capire se è continuato o no. Per quanto riguarda il cinema ci sono alcuni progetti anche secondo me molto interessanti, ma come si sa, certamente non lo devo dire io, questa crisi ha bloccato un pochino tutto, questa crisi che in parte è vera, ma in parte così ci si serve anche del termine molte volte per non far realizzare alcuni progetti. E quindi niente, io preferisco essere un po' scaramantico, aspettare, credo che le cose poi andranno. In attesa di un'altra vacanza a Senigallia? Ah certo, in attesa di un'altra estate ci ritroveremo qui l'anno prossimo, speriamo ancora per tanti anni.